Esame importante per l'Athletic Club Palermo sul campo del San Vito Lo Capo, partita che inizia benissimo per la formazione di Miosi, perché ci pensa Cristian Sanchez a sbloccare la partita. Ancora in gol lo spagnolo dopo la doppietta contro la Vigor San Cataldo. Non si ferma la squadra allenata da coach Alfonso Miosi a caccia della quinta vittoria in altrettante partite ufficiali tra Coppa e campionato. Qui, dopo un'azione insistita da parte dei padroni di casa in tenuta rossa, c'è la ripartenza in contropiede ancora per Sanchez, che sembra inizialmente incespicare sul pallone, poi riesce a trovare lo scarico e alla fine Nilmar trova il gol dello 0-2. Tapin facile per il numero 13 in tenuta bianca. Poi San Vito che cerca di reagire qui con Imperato che guadagna un fallo laterale. In qualche modo la palla riesce a giocarla l'ex giocatore tra le altre del Bonifato Alcamo, che poi scucchiaia lunga alla ricerca di voltaggio, che parte bene, scavalca d'Alba, trova la rete dell'1-2, uno dei giocatori di punta del San Vito Lo Capo. Ma qui calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo, il tentativo di Restivo, il quale beffa il portiere sanvitese, trova la rete dell'1-3. Ancora in gol l'esperto centrale dell'Athletic Club Palermo, San Vito Lo Capo, che senza lo squalificato Marotta prova ad attaccare ma finisce per subire un altro contropiede. Qui Nilmar non c'entra la porta, pallone che si perde sull'esterno della rete. Dall'altra parte Allegra impegna d'Alba in un'azione particolarmente intensa, chiusa poi con la conclusione sul fondo da parte di Sanchez, ma continua ad attaccare l'Athletic Club Palermo, che qui si dispone in fase difensiva per cercare di negare linee di passaggio semplici alla formazione di Basile Daidone. Ma su una ripartenza, come stiamo per vedere, c'è il quarto gol da parte dell'Athletic Club Palermo e lo segna Ciccio Tuvè, uno degli ex di questa partita. Chiudiamo le immagini del primo tempo con le immagini prodotte da Sonny Romano Monachelli, con il tiro libero per il San Vito Lo Capo, la trasformazione che viene affidata in questo caso a Voltaggio, con il fischio dell'arbitro che arriva, con la rincorsa da parte del numero 10 del San Vito Lo Capo, ma anche soprattutto con la respinta da parte di Anthony D'Alba, che blocca il risultato nel primo tempo proprio a fil di sirena sull'1-4. Il secondo tempo inizia alla grande, così come era iniziata benissimo la partita per l'Athletic Club Palermo, perché qui c'è l'imbucata per Giuliano che salta il portiere e realizza la rete numero 5 della capolista. Ancora in gol anche Giuliano, un martello quando c'è da timbrare il cartellino. Poi si rilassa un po' l'Athletic Club Palermo, lascia campo al San Vito. Qui la combinazione che libera Imperato davanti ad Alba, lo batte con un tocco di scaltrezza d'astuzia, il gol del 2-5. Poi su questo calcio d'angolo la palla che viene messa in mezzo sul secondo palo, c'è Voltaggio che segna la rete del 3-5. Cerca di riaprire la partita la squadra di Daidone e Basile, che qui trova un'ottima uscita con il suo estremo difensore per la ripartenza per Allegra, che cerca di liberarsi. Bravo d'Alba ai confini della sua area di rigore, e poi il salvataggio della premiata ditta d'Alba e Tuvè. Chiudiamo queste immagini con la palla gol ancora costruita dal San Vito, in particolare con Imperato, il quale non riesce a trovare il gol. E chiudiamo